Ciao ragazze e ragazzi, la pupa e il secchione. Vediamo chi è la prima coppia eliminata durante la prima puntata. Le coppie che si sfidano per rimanere in gara sono due. Abbiamo la coppia Santagati e Martina, che sono gli ultimi in classifica, e la coppia Boni e Martina, che sono stati scelti da Cecchi Paone. Una delle due coppie uscirà vincitrice. Si sfidano con domande di cultura generale per quanto riguarda le pupe e domande un po' più frivole per i secchioni. Vediamo alcune domande fatte alle pupe. A Martina F viene mostrata una foto in bianco e nero con dei ragazzi che appartengono alla cultura pop. Nonostante gli aiutini e dopo tante riflessioni, la nostra pupa scambia i Beatles per i Nirvana. Ovviamente il nostro Cecchi Paone si mette le mani in testa. Andiamo all'altra coppia. Alla domanda ispirata a una fotografia, lei non ha la più pallida idea chi sia l'uomo nella foto. E anche lei, nonostante gli aiutini, spara il primo nome che le passa per la testa. Gandhi scambiato per Pasquale. Come minimo si è rivoltato nella tomba. Non immaginate le risate. Comunque, dopo altre spaventose domande, la coppia ad avere la peggio è Martina F e Boni, che vengono eliminati. Quindi il bagno di cultura è vinto da Martina e Santagati, che hanno accesso alla prossima puntata. Qual è la vostra coppia preferita? Commentate. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!